essere una violenza liberatrice o passiva. Ah, volete essere meno? No, non più. No, non lascio indifferenti perché alcuni hanno problemi anche a dormire, alcuni lettrici sono rimaste scioccate, quindi questa è stata una delle grandi soddisfazioni di questo libro. Anche uno mi aveva anche oggi che non voleva subire queste violenze come lettrice, però mi è piaciuto. Esatto, perché sì, ma infatti questo è, per me sono molto contento di queste lezioni ovviamente. Il lettore sperava in lezioni violente nei miei confronti all'uscita del libro, cosa che per fortuna non si è ancora verificata. No, addirittura Fulvio Abate, presentando il libro a Roma, diceva che ci sarebbe stato un lancio di acido muriatico sull'autore, come con Guernica all'inaugurazione, e invece la Dania si è dimostrata completamente, almeno in superficie, matura in confronto al fatto che io abbia usato Valdagno come metafora letteraria. La violenza certo che è una delle protagoniste principali del romanzo, perché è intriso di violenza Romano Calcagno, ma è intriso di violenza quella terra, come racconta l'indagine vicino. Questa è una delle scoperte più importanti per lui, è quella di vedere appunto che le pagine della cronaca della provincia del giornale di Vicenza sono molto molto simili, anche nei nomi a volte, alle pagine delle cronache Garzador del 1500, che lui va a spulciare la biblioteca Merciana e la Bertoliana qui e scopre che sono identici gli episodi, cioè il tipo di violenza, ciò che la motiva, forse ugualmente gravi cronisti, a volte ancora più dettagli c'erano all'epoca, forse nella cronaca, che non adesso perché abbiamo quasi più pudore nel raccontarlo, quindi forse questo shock di fronte al fatto che è intriso di violenza è dovuto al fatto che la nascondiamo spesso a noi stessi, il fatto che è talmente presente, spesso anche qui, perché vogliamo vederla nell'altra dimensione, al di là dello schermo, no? La guerra non è la rappresentazione della guerra che c'è sullo schermo, la violenza non è la rappresentazione della violenza che vediamo sullo schermo o che leggiamo, è vicini di casa, insomma, no? Cioè, spesso, quindi se riesce a rompere questo schermo, facendo anche non dormire qualcuno, scioccando, non è gratuito questo sport, ma è sempre al servizio di qualcosa di utile. Questo è il punto.